Buon pomeriggio a tutti, grazie agli intervenuti e grazie soprattutto ai nostri relatori, al professor Stefano Baia Curioni, al dottor Cesare Galla e alla dottoressa Francesca Rossi che appunto oggi ci aiuteranno a dire, sono certo, cose significative in relazione a forse quello che è il tema più importante della nostra società, che non riguarda appunto solo la cultura, ma riguarda tutti i problemi della vita quotidiana e soprattutto anche del benessere, della condizione di vita delle persone. Parleremo della cultura e parleremo della cultura ovviamente come è indispensabile in un ambiente quale noi vogliamo essere, vogliamo restare, cioè l'ambiente universitario, cercando come al solito di dare informazioni approfondite ma nello stesso tempo comprensibili. Ricordo che le domande sono assolutamente benvenute e gradite. In questi giorni la cultura a Verona è un tema caldissimo e è diventato caldissimo apparentemente in un momento, diciamo, non perché la cultura sia un tema caldissimo, ma perché le conseguenze così inintenzionali di un concorso pubblico hanno fatto avvertire a Verona un certo senso di essere, per così dire, maltrattati, e questo normalmente, come si dice, scatena l'amor proprio delle comunità. In realtà benvengano le bocciature quando aiutano a fare una riflessione su temi importanti, perché la cultura è un tema sul quale andrebbero fatte riflessioni molto più frequentemente e soprattutto andrebbero fatte riflessioni finalizzate al cambiamento dei nostri comportamenti. Purtroppo la cultura, nonostante le bocciature, in realtà non è d'attualità. Non è d'attualità a Verona, non è nel recente passato, non è nel presente, non è d'attualità, possiamo dire tranquillamente, nemmeno nel nostro paese, in Italia, e verosimilmente non è di attualità anche nel resto del mondo. Possiamo sinteticamente dire che uno dei gravi problemi dello sviluppo economico mondiale è la carenza di cultura che appunto è all'interno di queste dinamiche di sviluppo economico. Io così, visto che ogni tanto bisogna far finta di essere dotti, perché qui non siamo dotti, anzi pensiamo, e lo ripeto, che un conto è la cultura, un conto è l'erudizione. L'erudizione non ha nulla a che vedere con la cultura. Voglio citare un libro di un grandissimo storico che è l'olandese Huizinga, che scrisse pubblicò in Italia nel 1937 un libro preziosissimo dal titolo originale Nelle ombre del domani, che in italiano fu pubblicato da Einaudi con il titolo La crisi della civiltà, dove appunto ci dà delle parole diciamo di grande saggezza sulla cultura e soprattutto ci fa capire come la carenza di cultura, oltre a essere evidentemente un fenomeno legato alla scarsa libertà, alla poca libertà degli individui, sia un valore che rallenta lo sviluppo economico, rallenta il benessere. E proprio Huizinga fu, insieme a tanti altri, tra cui mi piace citare per esempio Max Weber, certamente il sostenitore di una visione non riduzionistica dello sviluppo economico, cioè lo sviluppo economico come l'economia va a gambe all'aria, per dirla semplicisticamente, se non è inclusivo di alcuni fattori che non sono esclusivamente economici. Quindi lo sviluppo economico internalizzato dalle dinamiche esclusivamente utilitaristiche non produce sviluppo economico e soprattutto non produce benessere per i cittadini. Quindi la cultura conta, la cultura deve essere internalizzata allo sviluppo economico. Uno sviluppo economico senza cultura come vedete quella vera, non è sviluppo economico. Quindi bisogna riuscire a internalizzare la cultura.
Internalizzare la cultura vuol dire sapere che cos'è la cultura, perché non tutto è cultura. Appunto, l'erudizione non è cultura, ma non è cultura nemmeno il mero intrattenimento. La cultura, lo diciamo brevemente e sinteticamente, ma soprattutto per gli studenti, è fatica, è sacrificio, è impegno, è appunto lo sviluppo della persona e della società, di attitudini che contribuiscano allo sviluppo della persona all'interno della società. Quindi tutti abbiamo delle responsabilità nei confronti della cultura, non solo le istituzioni, non solo la politica, ma ogni singolo cittadino che appunto evidentemente ha creduto di poter rinunciare all'aspirazione alla cultura. Ecco, proprio per questo io vorrei che il professor Baia Curioni, diciamo dall'alto anche della sua esperienza e dalla sua visione, si soffermasse un po' proprio su quella che è oggi l'idea di cultura, cioè come deve porsi oggi la vera cultura nei confronti delle istituzioni, nei confronti del mercato, dell'economia, delle dinamiche, per essere feconda, per essere fattore di sviluppo. Grazie. Grazie Sergio. Beh, insomma, è una domanda da 10.000 punti questa. Io in realtà ho preparato qualche breve slide presentazione, quindi io direi di passare, se riesco, nella condivisione dello schermo al punto. Ecco. Chiedo scusa. Ecco. Quindi allora io ho provato a mettere giù alcuni pensieri sul rapporto tra cultura, arte, economia. Premetto, diciamo, che mi sono disancorato volentieri da un dibattito, diciamo, adorniano sulla cultura alta, la cultura bassa, diciamo, su ciò che è veramente cultura rispetto a ciò che non lo è, come tu accennavi. Cioè io sono stato un po' vile da questo punto di vista e mi sono tenuto su una posizione un pochino più generale. Allora, io provo a proporre delle definizioni che direi non retoriche. Allora, quando noi parliamo di cultura, parliamo ovviamente di conoscenza e quindi del rapporto tra memoria e interpretazione. Qui ci sarebbe molto da dire, ma adesso lasciamo solo i titoli, poi nel caso possiamo approfondire. Il problema della verità e il problema della strutturazione, diciamo così, delle posizioni discorsive, se vogliamo usare una parola, diciamo, che rimanda a Foucault. Quindi la cultura è conoscenza e anche strutturazione di un regime di ciò che è conoscibile. Cultura è presenza, quindi è capacità di espressione di voce, è costruzione di sfera pubblica e quindi ha una dimensione sempre fortemente politica. Cultura è socialità nella misura in cui proprio tramite il linguaggio e tramite le lingue madri costituisce comunità. E cultura è anche pratica, è anche messa in forma di oggetti, è relazioni di scambio e capacità progettuale. Quindi io mi muoverei, diciamo, in questo ambito così molto rudimentalmente tratteggiato di definitorio. Poi ovviamente arte è una cosa diversa, cioè l'arte propongo di considerarla, diciamo, nella mia pratica progettuale. Per me arte è una forma di conoscenza che è caratterizzata proprio da una particolare consapevolezza rispetto ai processi di costruzione della forma, di restituzione in forma. Quindi è una parte dell'esperienza culturale, l'esperienza artistica, diciamo, altrettanto fondamentale e, diciamo, anche non necessariamente espressa da campi specifici, ma disponibile nell'esperienza della vita collettiva. Allora, qual è il tema su cui oggi vorrei concentrare brevemente la mia attenzione? Noi siamo abituati, diciamo, tradizionalmente a considerare arte e cultura come sistemi di prodotti
e come settori produttivi, come campi specialistici e come settori produttivi, diciamo anche come mercati dell'entertainment, mercati anche diciamo della curiosità, così come strumenti di attrattività per le città, per i territori, quindi diciamo sostanzialmente come elementi che si pongono come sistemi di prodotti, no? Oltre a questo, però, io propongo, mi sembra che il tema oggi sia di considerare l'arte e la cultura non solo come prodotti, ma soprattutto come fattori di produzione e come elementi dei processi che determinano, che formano le strutture politiche e le strutture sociali. Quindi non soltanto come prodotti per i mercati dell'entertainment, ma come elementi, diciamo, processuali di una dinamica poietica, di una dinamica costruttiva sul piano politico e sociale. Per riuscire a mediare tra questi due modi di intendere la cultura, oggi diciamo, si può parlare di processi di sviluppo a base culturale, cioè si può parlare dello sviluppo economico come di un processo all'interno del quale la cultura gioca un ruolo fondamentale. Per poter capire di cosa si sta parlando e dargli un senso pratico, quindi evitando proprio di essere completamente generici, possiamo fare riferimento e usare come unità di riferimento la città. Quindi, e in particolare all'interno della città comunità di analisi, l'idea di città d'arte. Ora, che cos'è una città d'arte? Verona è sicuramente una città d'arte. Una città d'arte si definisce per la presenza di un patrimonio culturale denso e stratificato che coinvolge molte delle componenti della vita quotidiana dei cittadini. È una città che quindi deve orientare le proprie politiche di sostenibilità e di rigenerazione in relazione alla presenza di un patrimonio storico e paesistico e paesaggistico molto rilevante che è oggetto di interesse per le comunità internazionali e che coinvolge tutti i cittadini nel suo mantenimento. Perché è interessante utilizzare la città come punto di osservazione? Perché è evidente che la città ci consente, diciamo, innanzitutto perché oggi, soprattutto con la pandemia, noi siamo chiamati a ripensare la natura e il futuro delle città. Perché questo ripensamento determina, come dire, un potenziale di laboratorio, perché la città è uno spazio di interpretazione, un luogo di attivazione, è un'arena densamente popolata ed è un luogo in cui i processi trasformativi si manifestano in modo più accelerato. Quindi, diciamo, è particolarmente interessante lavorare sul tema delle città e delle città d'arte in particolare. Ora, quali sono le sfide delle città d'arte? Le sfide delle città d'arte sono quelle che hanno alcuni elementi comuni, un fortissimo patrimonio culturale, hanno cittadini e privati molto coinvolti nella gestione del patrimonio, tendenzialmente proprio in relazione alla conservazione dei centri storici hanno avuto processi di decentramento delle funzioni industriali e servizio e nella maggior parte, in questo caso Verona direi che è un'eccezione felice, vivono esperienze di relativa marginalizzazione economica, cioè fanno fatica come dire, interagire con i processi di deindustrializzazione, con i cambi di paradigmi economici che hanno caratterizzato gli ambienti urbani negli 80 e 90. Quindi hanno alcune sfide molto, molto significative che riguardano il rapporto tra la conservazione del patrimonio e la modernizzazione, diciamo, il problema della discontinuità, il tema del nuovo, il tema dell'integrazione e del coinvolgimento delle diverse comunità e quindi qui si apre un tema che è quello di capire quali sono le politiche culturali e in che modo le istituzioni culturali possono partecipare a questo paradigma e a questo tipo di attività, che significa trasformare una città d'arte in una città creativa, in una città capace di produrre nuovo. Qui io avevo
tracciato un esempio di una città d'arte ben gestita come Bruges, per esempio, che è stata capitale europea della cultura negli anni 90. Bruges ha un nucleo storico molto integrato all'interno delle mura con le vie d'acqua, che è ancora riconoscibile, diciamo, nelle mappe contemporanee, con le funzioni di servizio decentrate all'esterno, e una scelta, per esempio nel caso di Bruges, di sviluppare una politica di gestione del turismo che diciamo in strada, che coinvolge il turismo in questo strato, in questa linea di diffusione che si chiama il Corno d'Oro, all'interno della quale sono concentrate le funzioni, diciamo, di valorizzazione e di commercio per il turismo, mentre il resto della città viene salvaguardata. Quindi è un modello per certi aspetti anche piuttosto pensato di gestione del turismo, che pure, nonostante questo, non ha impedito nel tempo una decadenza sostanziale della città di Bruges, che è di fatto diventata un'appendice estetica, diciamo, di un comprensorio urbano più ampio, dentro cui il suo ruolo è venuto progressivamente a decadere. Quindi cosa succede? Che è necessario transitare per immaginare di attivare questi percorsi da un'idea, diciamo, di politiche culturali legate alla necessità di attrarre turismo, quindi di sviluppare cultura per far sì che ci sia attrattività urbana, a un'idea di politica culturale più orientata all'orizzonte di intridere di competenze, diciamo così, il sistema sociale, quindi dall'attrattività alla capacitazione. Quindi le politiche culturali cambiano un po' di senso in questa prospettiva. Non significa che non si deve fare attrattività, ma che ci deve essere un bilanciamento tra queste due componenti. Questo ha delle conseguenze significative, cioè, diciamo, tradizionalmente le politiche culturali erano, diciamo, legate alla costruzione di eventi, alla capacità di accogliere, a un marketing urbano, diciamo, in senso generale. Quindi l'impatto economico della cultura era collegato all'attrattività. Direi la prospettiva che si va aprendo è una prospettiva più complessa, in cui, diciamo, la politica culturale non solo si occupa di attrattività, di marketing urbano, ma si collega con diciamo, processi proprio di city making, quindi di costruzione della città, di rivitalizzazione, di rigenerazione urbana, di incubazione, e anche si collega a una dimensione di partecipazione, di capacitazione, di educazione collettiva, e quindi ovviamente anche di dimensioni che non sono solo educative, ma sono anche, diciamo così, di vitalizzazione politica della comunità. Quindi, diciamo, non solo attrattività, ma anche proprio collegamento con i processi di costruzione della città e del suo futuro, che sono processi spesso difficili da reperire, da identificare, da gestire, ma a questo vengono chiamate le istituzioni culturali, che quindi non sono più richieste, diciamo, di produrre dei palinsesti capaci di attrarre, ma sono richieste, diciamo così, di un'attività di tipo formativo, di tipo educativo, di tipo inclusivo. Ecco, qui poi adesso, diciamo, vado a finire la mia breve presentazione. Quindi cosa significa? Che è necessario congiungere l'attrattività alla formazione di competenze, è necessario procedere a un coinvolgimento delle comunità e alla voice. Ovviamente questo significa definire degli orizzonti temporali dell'intervento che non sono più brevi, ma sono di medio termine, e quindi bisogna uscire dall'idea di una politica culturale fatta dall'assessorato alla cultura, diciamo così, e dalle istituzioni specializzate, ma occorre che l'istituzione culturale dialoghi con tutti gli assessorati principali della città, quindi con i giovani, con l'università, con l'industria, oltre che ovviamente con una dimensione specifica della cultura. Quali sono le azioni, e qui chiudo, che io intravedo come fondamentali per il rinnovamento delle istituzioni culturali oggi, soprattutto in presenza dell'attuale fase di transizione? Primo, fare in modo che vi sia un'attrattività allargata e flessibile. Questo significa ridurre i costi di accesso
per i cittadini, cioè operare in modo che la cittadinanza senta il monumento e l'istituzione come una parte necessaria della propria Costituzione. Cioè noi non possiamo più permetterci il lusso di essere, come dire, pleonastici, di essere, come dire, elementi di intrattenimento, di essere sovrastrutturali. Dobbiamo agire per far sentire e misurare la nostra capacità, la necessità della nostra presenza. Questo significa ovviamente entrare in campo formativo e questo significa collaborazione tra istruzione culturale e sistema scolastico primario, secondario e universitario. Questa cosa deve accadere proprio in modo sempre più marcato. Significa attivare forme di coproduzione a rete, perché la singola istruzione non ha la forza di fare questo lavoro se non si allea con i territori, creando coproduzioni a reti. E significa anche dare forma, diciamo, a nuove forme di professionalità, a nuove professionalità che vadano ad affiancare le forme di volontariato. Le professionalità nel mondo della cultura sono estremamente, come dire, se vogliamo, caratterizzate da una forte resistenza al cambiamento. Mentre noi abbiamo bisogno di competenze di mediazione sempre più forti, proprio perché il lavoro dell'istituzione non è più solo quello di produrre oggetti, diciamo, riconoscibili su specifici mercati, ma deve attivare dei processi all'interno degli ambienti in cui opera. È necessario operare in regime di sostenibilità e anche utilizzare nuove tecnologie. Questo significa che la gestione delle istituzioni culturali cambia di segno profondamente. Cioè non è più immaginabile o sempre meno immaginabile che l'istituzione culturale, diciamo, si sviluppi in una prospettiva, diciamo, di specializzazione verticale, ma deve assumere una dimensione anche orizzontale pur mantenendo una forte qualità. Cioè, in un certo senso, io credo che l'istituzione culturale dovrebbe essere il simbolo della buona progettazione. Cosa vuol dire fare una buona progettazione? Vuol dire fare cultura. E questo atto parte da una capacità di ascolto, da una forte disciplina di ricerca, combinate con sensibilità sociale e sensibilità all'economico. Quindi il compito formativo di chi vuole lavorare nel campo culturale credo che stia diventando sempre più complesso e contemporaneamente anche affascinante. Io mi fermerei qui per il momento. Sono stato, credo, nei 15 minuti richiesti. Sì, grazie, grazie molto. Allora, se i nostri altri relatori sono d'accordo, io farei brevemente un paio di domande al professor Baia Curioni. La prima domanda riguarda gli investimenti, cioè adesso intanto ti ringrazio perché il tuo intervento, anche se ovviamente è stato breve, così ha dato diciamo spessore e taglio alla nostra conversazione. Ma vorrei che tu l'hai fatto in conclusione, se potessi fare una tua riflessione sul ruolo degli investimenti, cioè meglio sulla carenza di investimenti, perché appunto una delle conseguenze della sottovalutazione della cultura è stata appunto la sottovalutazione degli investimenti nella cultura. Quindi la cultura era, per così dire, aria fritta e quindi non si doveva spendere nell'aria fritta. Poi noi abbiamo le vicende, i casi di città illustri, probabilmente Bruges, che tu hai citato, è un caso analogo, città come Berlino, che appunto grazie agli investimenti culturali hanno non solo risanato i bilanci del comune, ma hanno portato il PIL delle città a fondarsi in gran parte sulle attività culturali. Quindi gli investimenti culturali sono la carne viva un po' del problema. Sì, io, guarda, allora, anche questo è un tema molto largo. È chiaro che è molto difficile comparare il caso di Berlino con il caso delle città italiane, perché siamo in presenza di un sistema in cui, diciamo così, per tradizione,
tedesca, che è diversa dalla tradizione anglosassone, e per la struttura della statualità della Germania, diciamo, gli investimenti in cultura sono particolarmente stratificati, cioè c'è lo Stato federale, ci sono i Länder, ci sono le città, le fondazioni, è una terra particolarmente ricca, e Berlino è stato il simbolo dell'unione, dell'unificazione tedesca, quindi diciamo è difficile immaginare una comparazione di sistemi così diversi. Quello che conta, secondo me, è capire che immaginare che lo sviluppo economico possa davvero passare attraverso un ruolo delle istituzioni culturali, al di là del fatto che le istituzioni portino turisti e quindi creino un aumento della domanda aggregata locale. Ecco, immaginare questo significa incominciare una strada che passa attraverso diciamo, un ripensamento del ruolo delle istituzioni culturali stesse e della loro gestione. Questa strada non è una strada che si è davvero cominciata. Cioè noi, soprattutto in Italia, abbiamo una tradizione anche molto importante che non va persa, intendiamoci bene, di qualità nelle produzioni culturali, che deve essere mantenuta e affiancata. Ora, per poter fare questo passaggio occorre, come dire, una certa fede, ecco, se vogliamo, nell'arte e nella cultura, che spesso è difficile poter avere, non soltanto perché magari non è nel DNA degli amministratori, ma non è solo questo, o degli imprenditori, non è solo questo. È anche un terreno sperimentale rischioso. Quindi, diciamo, è un percorso che si sta appena cominciando in Italia e che va affrontato con cautela e serietà. Per cui penso che stia anche, diciamo, un pochino nelle istituzioni culturali dare prova di credibilità rispetto alla possibilità di essere parte di questo processo. Cioè, le istituzioni culturali devono rendersi disponibili a questo, se non lo fanno non succede niente. Grazie. Un'altra domanda che poi adesso vedo che viene, ovviamente, dobbiamo assolutamente toccare la questione di Verona. Ovviamente professor Baia Curioni, anche per il ruolo istituzionale che riveste, come si dice, è al di fuori di quelli che possono essere i dibattiti politici o, diciamo, locali. Però nella sua funzione di presidente della commissione che valutava i progetti per il 2022 delle città della cultura, ecco, certamente forse può parteciparci e spiegare a chi ci ascolta in questo momento quali sono i criteri generali che sono stati utilizzati nella vostra valutazione e quindi di conseguenza quali sono, questo lo potrà stabilire chiunque, quali sono stati i fattori che evidentemente hanno fatto sì che in maniera oggettiva il progetto di Verona non fosse, come è verosimile quando uno partecipa a un concorso, non fosse accettato. Ecco, siccome c'è una grande sete di sapere, ecco, noi ovviamente vogliamo stare fuori perché poi posso dire finisce sempre in politica, come tu sai, queste cose qua, quindi noi vorremmo evitare, ecco. Però se tu ci puoi dare qualche cosa sui criteri. Dire alcune cose. Diciamo, la prima cosa di carattere generale, ovviamente che diciamo, il mio lavoro come presidente della Commissione di Capitale Italiana Cultura è stato fatto soprattutto gli anni scorsi, quando è stata scelta a Parma e prima ancora a Palermo, quello di cambiare un po' questa diciamo, linea di incentivo, dà un incentivo alla città che faceva più eventi e più attrattività, alla città più capace di esprimere dei passi in direzione dello sviluppo a base culturale, di cui stavo facendo cenno, cioè più capace di mostrare
come dire, l'inizio di un percorso che senza trascurare l'attrattività, però diciamo, si muovesse in modo chiaro su altri temi. Il che non significa inserire nel progetto delle sequenze che dice noi facciamo cultura, musei, però facciamo anche terzo settore, facciamo anche educazione dei bambini, anche l'handicap, anche le piste ciclabili. Cioè non è mettere nel progetto una sequenza di interventi meritori che vanno a comporre un quadro, diciamo, di buona gestione del territorio, no? Ma è in modo molto specifico far vedere come le istituzioni culturali si sono già cominciate a muovere per riuscire a svolgere quel ruolo di attivazione delle comunità e di attivazione, diciamo, delle pratiche di progettazione del futuro della città. Questo è, diciamo, il senso complessivo del modello Capitale Cultura. Per questo che in realtà può vincere Capitale Cultura anche un centro piccolo, non necessariamente una città grande. L'ha vinta Palermo a suo tempo perché nel quadro in cui molti dei progetti erano essenzialmente progetti di attrattività turistica in quella tornata. Palermo è stata una delle pochissime che invece ha dedicato il progetto al tema dell'inclusività mediterranea. L'ha vinta Parma in un contesto in cui già c'erano un pochino più di progetti che andavano in quel senso lì, per questo erano andati in finale sia Reggio che Parma che Piacenza, per cui c'erano state 3 città limitrofe. Il progetto di Parma era un progetto che aveva dietro una grande comunità industriale, un sistema di comuni collegati tra di loro molto ampio e un progetto che metteva insieme la ristrutturazione, la rigenerazione di intere zone della città con la creazione di nuove localizzazioni produttive e di consumo culturale. Quindi è un progetto molto articolato, molto complesso, che purtroppo credo che stia avendo difficoltà a essere implementato proprio perché purtroppo è capitata in mezzo a questo disastro. Quest'anno quello che posso dire è che invece ci sono stati con nostra, di tutta la commissione, sorpresa e anche preoccupazione. Tutti i progetti presentati erano tutti orientati in questo senso e i criteri che abbiamo adottato sono quelli che sono scritti nel bando, no? Sono una decina di criteri che sono stati adottati. Diciamo che quindi il tema, diciamo, non è tanto quello di, ripeto, quello di esibire una buona gestione del territorio. Questa è una condizione di base. Quest'anno la Sicilia era molto alta e ci sono state città che hanno avviso della Commissione, hanno espresso una capacità più accentuata, come dire, di essere davvero credibili sul piano della trasformazione delle istituzioni culturali. Inoltre, nel caso di Verona, diciamo, Verona ha una capacità di attrattività talmente rilevante già di per sé, dimostrata nel tempo, che probabilmente anche il titolo di capitale della cultura avrebbe prodotto una discontinuità minore rispetto a quello che può produrre in territori diversi. Per cui ci sono state diverse valutazioni che sono confluite in questa scelta. Che però, diciamo, questo non vuol dire che il progetto fosse voluto, al contrario. A mio avviso il progetto di Verona è un progetto sicuramente ben fatto, intendiamoci bene. Quasi tutti i progetti quest'anno erano ben fatti. Tra l'altro io, essendo veronese e lavorando a Mantova, come potete immaginare, per me è stato anche proprio un po' difficile. Scusa, vorrei farti una domanda così di carattere generale, magari che potremmo girare al ministro o ai futuri ministri. In questo, diciamo, concorso di bellezza, cioè che non so se è un concorso di bellezza, no, scherzo. Esattamente il contrario. Esatto, ecco. Però più che a me quello che spaventa è la parola progetto, cioè io vedo la cultura come un qualche cosa di già fatto, non come un qualche cosa da farsi. E quindi So bene diciamo, cosa
non so bene cosa intendi con questo, però io penso che, io, io penso che la cultura abbia una dimensione di processo molto forte. Cioè, diciamo, che cos'è l'esperienza di un'opera? No? L'esperienza di un'opera è la relazione che si viene a creare, no? L'insieme che si viene a creare tra il direttore d'orchestra, l'orchestra, i cantanti, il libretto, la scenografia, le aspettative, i gusti del pubblico, la capacità della critica di accompagnare questa esperienza, il setting, il silenzio del teatro, i modi di comportarsi, i modi di vestirsi delle persone, no? E tutto insieme questa cosa crea un'attivazione. Quindi quello che davvero accade è una messa in moto, è la messa in moto di una relazione che ha questa dimensione culturale, estetica, ma anche etica, che ha a che fare con la visionarietà. Quindi la cultura è essenzialmente questa capacità, no, di accendere gli animi, di risvegliare, di creare, di fare in modo che ci sia il senso della dignità della persona, che ci sia il senso della libertà, della parola, e quindi anche la capacità di un progetto che sia figlio di un ascolto reale e non una mostruosità. Perché spesso noi diciamo che siamo noi a creare il senso, io non credo che sia così, io credo che il senso arrivi. Noi dobbiamo ascoltare il senso delle cose. Ogni volta che noi creiamo il senso, creiamo delle mostruosità, dobbiamo ascoltare. In questo senso gli artisti ci aiutano, no? Scusate, questo... Sì, no, volevo chiedere a proposito dell'ascolto, tu sai che in questi giorni è stata pubblicata la guida Michelin del, cos'è, del 2000, del ristorante per il 2020 o per il 2021 credo. Volevo dire, la guida Michelin notoriamente si fonda su degli ispettori che anonimamente, insomma in maniera incognita, si recano a visitare i candidati. Ecco, noi che viviamo l'esperienza di Verona, insomma, conosciamo, sappiamo che le problematiche della cultura a Verona sono particolarmente serie e gravi. Quindi, per un certo verso, insomma, abbiamo elogiato questa decisione della Commissione, cioè il fatto che Verona non sia stata considerata diciamo tra le città più prossime a un titolo di capitale della cultura non ci ha sorpreso, perché noi che viviamo a Verona sappiamo che da tanti anni a Verona investimenti culturali se ne fanno molto pochi, sia per quel che riguarda i pubblici e i privati, e quando si tratta di scegliere tra, diciamo, la strada della cultura o la strada di qualcos'altro, normalmente è stata scelta la strada di qualcos'altro. Ti chiedo, non sarebbe bene che per queste manifestazioni ci fossero anche, diciamo, degli esperti locali oppure degli ispettori tipo quelli della Michelin che in qualche maniera hanno una visione da vicino per evitare, insomma, che poi siano sempre le cose in cui l'etichetta, il marketing conta. Ci sono, allora, io devo dire che i gruppi di progetto quest'anno che hanno partecipato alla costruzione dei bandi sono dei gruppi di progetto che esprimono competenze davvero abbastanza straordinarie. Se tu vai a vedere le composizioni degli esperti che hanno lavorato, c'è gente proprio del mestiere, no? Questo in molti casi. Io non credo, cioè e onestamente non è così, cioè noi non stiamo valutando la città, stiamo valutando il progetto che ci arriva, no? Perché per dire qualcosa sulle politiche culturali di Verona bisognerebbe vivere a Verona e fare una diligence che certamente non è, e anche avere una presunzione, insomma, di giudizio che forse sarebbe eccessiva. Cioè noi non abbiamo valutato Verona, noi abbiamo valutato il progetto che è arrivato in comparazione con altri 26 progetti. Quindi questo è proprio il punto nodale, fondamentale di risposta. Cioè, dopodiché, se tu dici ma Verona ha una tradizione,
cioè, Verona ha una tradizione culturale molto importante perché non solo l'Arena, ma il Filarmonico, ma i musei che ci sono, la capacità dei veronesi di tenere su un centro città che ha la bellezza del centro di città di Verona, le chiese, le donazioni che sono state fatte affinché queste chiese possano essere così incredibili come Sant'Anastasia, per dirne una, no? Quindi cioè, Verona ha una grande tradizione culturale, credo che forse possa, cioè il punto è rivendicarla nel giusto modo e io penso che l'iniziativa di partecipare al concorso sia stata un'iniziativa giusta, cioè perché bisogna cominciare a rivendicare questo ruolo e questo ruolo, oltre a rivendicarlo, poi va tradotto in azione, va Sì, tradotto in però azione di committività. diciamo, noi che siamo cattolici, ogni tanto andiamo a messa, abbiamo recentemente ascoltato la parabola dei talenti. Verona è una città che oggi, 2020, ha avuto in consegna talenti in campo culturale tra i maggiori in Italia, quindi ha delle responsabilità maggiori. Proprio nel Vangelo ci insegna che il servo che conserva i talenti sottoterra è il servo infedele, e quindi Verona ha una maggiore responsabilità. I veronesi, l'amministrazione di città come Verona sono città e cittadini con maggiori responsabilità nei confronti della cultura. Sono d'accordo con te, ma in realtà io penso che la responsabilità nella relazione con la cultura, proprio per quello che dicevamo, è una responsabilità che riguarda qualunque amministratore urbano. Cioè la cultura è la spina dorsale della civilizzazione, non so come dire. Cioè, chi fa l'amministratore pubblico questa cosa deve averla davanti chiara. Cioè, se uno confonde la cultura con il fatto che ci siano i cinema o i teatri o i musei, sbaglia, perché la cultura va ben oltre queste cose. La cultura è la nostra capacità di immaginare, di produrre attraverso la nostra immaginazione concreta un futuro migliore per i nostri figli. No? Questa cosa qua è la cultura è questo. Come si dice, purtroppo perché noi terremo qua il professor Baia Curioni a lungo, però lui ha un altro impegno altrettanto pressante, quindi credo Posso che stare ancora 10 minuti e ascolto, poi io... ecco, allora io darei la possibilità, visto che in qualche maniera si intreccia con le vicende, a Francesca Rossi, che tra le altre cose è la direttrice del Polo Museale Veronese, per cui innanzitutto ci interessa sapere se la sua visione di cultura e quindi anche di arte coincide o insomma in che senso è prossima a quella del professor Baia Curioni. Ecco, ci piace sapere che mi fermo, mi aspetto qua. ecco, che più che gli aspetti amministrativi, insomma, gli aspetti amministrativi sono l'incarnazione di una sua visione, di un suo pensiero che noi riteniamo, insomma, abbiamo ragione di credere che sia alto. Francesca. Sì, intanto ti ringrazio e ho ascoltato con grande interesse sia l'introduzione sia l'intervento del professore che io stimo e seguo naturalmente come tanti perché lui è una testa fine sul pensiero che adesso serve per questo rinnovamento, per questo cambiamento. Devo dire che mi trovo pienamente in sintonia su questa lettura, su questa idea di cultura che è l'unica possibile anche per crescere, per portare avanti questo straordinario patrimonio, ricchezza che il nostro paese ci ha regalato e che dobbiamo trasmettere assolutamente alle generazioni future. E la crisi, diciamo, del mondo della cultura, io parlo adesso dalla mia finestra, dal mio osservatorio, che è quello dei musei, e non è certo iniziata con il coronavirus, è un processo anche di difficoltà, di sostenibilità che è partito da molti anni, dagli ultimi 10, insomma, progressivamente, ma nello stesso tempo c'è un processo di trasformazione, secondo gli indirizzi che ha delineato Stefano prima,
in atto anche in senso positivo da molto tempo, perché se pensiamo alla raccomandazione UNESCO del 2015 che presenta il bisogno che tutti gli Stati membri proteggano il loro patrimonio culturale, le collezioni e i musei per una funzione sociale innanzitutto, per una questione di inclusività, di integrazione, di libertà di ciascuno, di libertà individuale. Questo processo che ormai da 5 anni vede una strada inevitabile e verso la quale tutti noi ci muoviamo, tutti noi che operiamo nella cultura, è stato semplicemente accelerato dal coronavirus. Quindi io adesso vorrei, se mi consentite, visto il taglio che ha dato il professore, che è un taglio, un contenitore teorico veramente che non potrei che ripetere, vorrei attraverso la mia testimonianza concreta di quelli che sono questi miei anni a Verona, così dare il segnale di qualche cosa che lui ha detto, di che cosa si sta traducendo, di che cosa è possibile, di che cosa a Verona è stato fatto, cercando quell'indirizzo di mettersi su quella strada, perché parecchi spunti vedrete che li ritroviamo. Diciamo che a me è stato affidato il compito di dirigere i musei di Verona per 3 anni, con un mandato preciso che mi ha dato l'amministrazione, che era principalmente quello di riorganizzare un sistema di diverse direzioni, di 8 musei, 8 musei e monumenti veronesi, in un sistema unico, in una direzione unificata, per razionalizzare, ottimizzare le risorse, armonizzare, ma attenzione, musei e istituzioni storiche tra le più antiche italiane, quindi con forti identità individuali, e si tratta di musei artistici, naturalistici, archeologici, quindi molto diversi, con identità molto diverse, quindi un compito veramente importante e che segna anche la volontà del Comune di Verona di fare un cambiamento necessario, più che mai. Quindi io mi sono trovata soprattutto a lavorare su questa riorganizzazione, su un forte cambiamento, con tutte le difficoltà per i musei appunto specialistici come istituzioni come sono le nostre, e in questo delineare delle metodiche di lavoro per rilanciare, per nuove progettualità, per rinnovare i musei di Verona. Il rinnovo di un sistema così complesso naturalmente richiede essenzialmente degli strumenti per comunicare il cambiamento e comunicarlo innanzitutto ai cittadini, alla città, e questo è importantissimo. Tra le prime cose, adesso stiamo lavorando molto per cercare di potenziare la comunicazione sui social, ma tra le prime cose che abbiamo fatto c'è stata quella di una nuova brand identity che potesse essere accessibile a tutti e cominciare ad aiutare il nostro sistema museale ad andare in questa direzione. Ma soprattutto abbiamo cercato di pensarci nella città, che è appunto una città internazionale tra le più straordinarie, ma di pensarci anche e prima di tutto attraverso lo sguardo e i bisogni dei nostri cittadini, perché i musei, tra l'altro di enti locali, come sono i musei civici veronesi, sono i musei per la città e devono avere questa prima diciamo, propensione e vocazione molto forte. Quindi abbiamo puntato molto su una forma di museo partecipativo in tutte le iniziative, guardate, piccole o grandi, con le risorse che abbiamo avuto a disposizione, e forme di museo che io definirei proprio sociale, non il Franco Russoli che ci ha insegnato, che è uno dei libri che ho sul comodino, il museo nella società, il museo della società e il museo sociale, perché è sempre di più questo. C'è un museo, uno dei nostri musei, il Museo degli Affreschi, che ospita un progetto di danza per i malati di Parkinson. Abbiamo cominciato ad andare negli ospedali, adesso lo dobbiamo fare da remoto con i video, ma vogliamo crescere anche verso gli altri mondi, diciamo, del bisogno, che sono le carceri, sono tutti quelli legati ai servizi e alla salute della persona. E abbiamo creato, tra i pochi musei alla riapertura dopo il lockdown, abbiamo inaugurato la Galleria d'Arte Moderna con un progetto assolutamente sperimentale, un po' pionieristico per noi,
è stato molto bello. È una mostra laboratorio per la formazione universitaria, cioè una mostra costruita insieme all'Università di Verona, appunto, guarda caso, e all'Accademia di Belle Arti di Verona, che hanno condiviso con lo staff del museo dietro le quinte tutto il lavoro di preparazione, cioè hanno partecipato alla costruzione di una mostra e abbiamo rovesciato i canoni, le modalità tradizionali di come si fa una mostra, e questo pensiamo che sia una delle cose che in futuro vanno a crescere. Bisogna creare programmi di formazione in questo senso e aprire il più possibile tutto. E questa, tra l'altro, era una mostra dedicata al tema del mecenatismo, perché Ugo Zannoni, che è uno scultore veronese, è stato collezionista, scultore, ma anche mecenate, ha donato le sue collezioni per la città. Ed è stata anche una mostra sui depositi museali, sulla restituzione dei depositi. Abbiamo infiniti oggetti a Verona, essendo appunto una città d'arte come questa, e pensiamo che alla fine, attraverso l'apertura e la fruizione di tutti di questi depositi, si creino forme molto suggestive e anche alternative a quelle delle grandi mostre. E il tema del mecenatismo, guardate, mi porta a questo discorso, perché anche quest'anno, in un momento estremamente critico, tra i segni più significativi di questa visione anche sperimentale che abbiamo messo in pratica e di una sensibilizzazione verso la città, è arrivato questo affetto dei cittadini che stanno donando opere d'arte e collezioni importanti, per cui proprio tra il 18 e il 20, ma soprattutto tra 19 e 20, abbiamo avuto diverse donazioni, e con questo stiamo lavorando con i cittadini anche per scegliere, per rinnovare gli allestimenti, queste opere che ci sono state donate. I musei veronesi cercano e lavorano per allacciare ponti con tutto, con l'esterno, con altri musei, istituzioni pubbliche, realtà private, enti di ricerca. Abbiamo moltissimi progetti di ricerca. E nelle conferenze che facciamo annualmente abbiamo coinvolto parecchie voci autorevoli anche di altri ambiti per cercare un confronto e guardare insieme cosa significa, dove e come i musei si rinnovano e possono rinnovarsi. Ma sul fronte proprio dell'innovazione, direi che abbiamo anche un altro progetto molto singolare in questo momento. Scusa Francesca, credo che ti interrompo, porta pazienza, poi riprendi. Dobbiamo salutare il professor Baia Curioni, se non sbaglio, se vuole dire un'ultima cosa di saluto. Sei senza audio. Volevo solo dire che mi sembra che la direzione del lavoro che sta esprimendo Francesca sia lusinghiera, è anche molto innovativa rispetto, come dire, al passato, rispetto a molte altre città, quindi penso che questa cosa sia di ottimo auspicio. Poi speriamo anche di riuscire a collaborare con Palazzo Te. Sì, sarebbe fantastico e straordinario. È un'occasione questa per rivederci. Poi ti racconto a voce a parte la seconda puntata della mia breve illustrazione. Dai, ci sentiamo presto e un saluto a tutti e anche a un'amica che ho trovato nel pubblico. Tanti auguri. Ce ne sarà più di una. Sì. Grazie Stefano, buon lavoro, alla prossima. Grazie. Francesca. Ecco, questa iniziativa, diciamo, che porta innovazione anche in rapporto alla sostenibilità e in alternativa alle grandi mostre, è quella che noi chiamiamo ospiti fuori dal comune. Punta innanzitutto su una relazione, su uno scambio e su una produzione di contenuti condivisa con i nostri partner, cioè insieme a un'altra istituzione decidiamo lo scambio di opere sulla base di quelli che sono i contenuti delle collezioni. Quindi abbiamo diversi capolavori, sono scelte opere molto importanti, che entrano in dialogo con opere dei nostri percorsi espositivi, per cui i visitatori, anche i cittadini, possono venire e ritornare più volte nello stesso museo e periodicamente trovare una bella sorpresa. In questo momento abbiamo attivato, guardate, nello stesso momento in cui i musei purtroppo hanno chiuso quest'ultimo periodo, abbiamo esposti alla Galleria d'Arte Moderna Maternità di Gaetano Previati e del Banco BPM,
e Le tre donne di Umberto Boccioni delle collezioni di Intesa San Paolo delle Gallerie d'Italia. Quindi due colossi assoluti della pittura tra 8 e 900 che sono da manuale. Speriamo di aprire presto perché meritano, così come merita il Giulietto e Romeo di Pietro Roi dei Musei di Vicenza. Diciamo che attraverso questi progetti stiamo molto lavorando in relazione con altre istituzioni e per continuare senza demordere, anche malgrado le risorse economiche che purtroppo in questo periodo sono estremamente debilitate anche in conseguenza di questa difficile pandemia, ma non ci fermiamo e continuiamo la nostra produzione e stiamo lavorando veramente tanto per questo. Tra le prospettive più interessanti che stiamo coltivando dentro questo indirizzo c'è un'alleanza e una cooperazione con le soprintendenze e con il Ministero per i beni e attività culturali. Qui naturalmente noi dobbiamo tenere presente che i musei veronesi sono musei di enti locali, quindi non siamo i musei di Stato e normalmente i processi che si allacciano tra noi e la soprintendenza del Ministero sono di tipo autorizzatorio, riguardano la tutela, la conservazione e pertanto qui si sta facendo ed è stato fatto per lavorare, per creare progetti comuni. Su questo fronte devo dirvi un bel risultato, insomma, che fa bene al cuore, credo, dei cittadini, è che in questo senso il Ministero da quest'estate proprio ha acquistato uno straordinario polittico rinascimentale per esporlo al Museo del Castelvecchio. È un segno di attenzione e di riconoscimento, guardate, di valore del museo che non ha precedenti per Castelvecchio. È molto raro che il Ministero acquisti un'opera per depositarla, per inserirla in un museo di enti locali, ed è bello che sia stato fatto in questo periodo. Cioè qui i musei veronesi si inseriscono in modo propositivo e attivo nello sviluppo del cosiddetto sistema museale nazionale, uno di questi processi che ha messo in atto il Ministero per creare la rete tra i musei pubblici e privati. Ma questo è un segno concreto di collaborazione. E così, sempre con il Ministero, attraverso la Soprintendenza e il Polo Museale di Venezia, stiamo lavorando per il Museo Nazionale Archeologico di San Tommaso, per un nuovo allestimento condiviso sull'idea di una gestione integrata tra i musei civici e questo museo statale e per una riorganizzazione dei percorsi integrati e diciamo coordinati con quelli del Museo Archeologico al Teatro Romano e del Museo di Storia Naturale. Da ultimo devo anche dirvi una notizia che pochi ancora sanno, che i musei hanno ricevuto dal Ministero un contributo molto consistente a una richiesta che quest'estate abbiamo presentato per i mancati introiti delle biglietterie e da marzo a maggio, e sono arrivati 1.500.000 euro. Per cui questo è il segno di un lavoro di apertura costante e incessante su cui veramente non ci fermeremo. Bene. E i musei peraltro, ecco. No, grazie molto Francesca, dopo torniamo su queste cose magari approfondendo ulteriormente. Io adesso sono un po', come si dice, ansioso di dare la parola a Cesare Galla, perché Cesare Galla si occupa di un'arte, di un settore che sta molto a cuore a tutti i veronesi e a me in particolare, e è il settore della musica. La musica è spesso bistrattata, forse se vogliamo ancora più bistrattata dell'arte, ma soprattutto a Verona, lo possiamo dire senza timori, trova una delle sue capitali mondiali, ai noi. E sempre per il discorso che facevamo prima dei talenti che ci sono stati dati e dell'utilizzazione, ecco, io sarei molto felice se appunto Cesare Galla ci facesse, come sa lui, a volo d'uccello queste problematiche. Non so se lui ritiene di toccare anche problematiche di ambito veneto,
insomma, questo ovviamente è il nostro interesse. Forse Sergio vale la pena di fare un minimo di quadro complessivo, generale della situazione per capire, non è detto che tutti quelli che ci ascoltano siano addentro al sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche in Italia, perché di questo tu mi stai chiedendo di parlare. Dunque, il sistema, intanto la premessa doverosa da fare è questa, che il sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche, tutte, appartiene all'ambito dei cosiddetti garantiti nel mondo dello spettacolo. E noi abbiamo seguito le angosce, le ambasce, i problemi veramente molto importanti di tanta parte di coloro i quali fanno spettacolo in questo paese, ma questa era un'altra parte, quelli dei poco o per nulla garantiti. Quindi invece noi parliamo di un sistema che è garantito perché lo Stato ha riconosciuto l'importanza del bene culturale, io lo definisco sempre così, l'opera è un bene culturale, la cui conservazione e valorizzazione è affidata, l'opera, la musica sinfonica, naturalmente, ma in Italia specialmente l'opera, è affidata a queste istituzioni sparse nel territorio. Tuttavia, prima di capire che effetto può aver avuto l'epidemia su questo mondo e su questo sistema, dobbiamo chiarire che il punto di partenza era un punto di partenza di forte crisi. Intendo dire, quelli che una volta erano enti lirici, totalmente statali, sono diventati, si sono trasformati in fondazioni di diritto privato, ma con larghissima e determinante presenza di sovvenzioni dello Stato e degli enti pubblici, si sono trasformati in ciò alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000. 10 anni più tardi, le problematiche di questo sistema che era stato creato perché si pensava di favorire, di agevolare, di incentivare la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione e alla diffusione di questo bene culturale, la crisi era tale che è stata necessaria una nuova legge, la cosiddetta legge Bray, che nel 2013 ha stanziato un bel pacco di milioni per porre un freno intanto all'indebitamento colossale che la maggior parte delle fondazioni lirico-sinfoniche avevano accumulato, e si è arrivati fino a pochi anni fa a ben oltre i 400 milioni di euro di debiti, e poi per il risanamento di queste istituzioni, ovvero per l'arrivo nel porto sicuro di gestioni equilibrate che non comportassero perdite che poi si riflettevano nella perdita di valore del patrimonio delle fondazioni e nell'accumulo di debiti. Per dare però l'idea di quanta parte di questa problematica riguarda il mondo della lirica e delle fondazioni lirico-sinfoniche, basti dire che nell'ambito della legge Bray sono state finanziate con finanziamenti ultra agevolati di durata trentennale e con tassi di interesse praticamente azzerati per un importo che ha superato i 150 milioni di euro, 9 fondazioni liriche su 12, escludendo le 2 fondazioni che sono in qualche modo soggetti speciali per chiara fama e per caratteristiche proprie, che sono il Teatro alla Scala e l'Accademia di Santa Cecilia a Roma. Questo vuol dire che praticamente soltanto una minima parte delle fondazioni lirico-sinfoniche sono fuori dalla logica della gestione risanatoria. E questo vuol dire anche però porre una questione che è strettamente correlata alla tutela che lo Stato ha ritenuto di dare comunque alle fondazioni lirico-sinfoniche e quindi alle garanzie anche economiche. Tutti sapranno, esiste questa cosa che con acronimo
si chiama FUS, Fondo Unico per lo Spettacolo, che destina una bella fetta del suo ammontare complessivo alle fondazioni lirico-sinfoniche e che ha continuato naturalmente a essere erogato quando è cominciato il lockdown e continuerà ad esserlo perché ci sono state le garanzie in questo senso anche in futuro. Quindi che cosa è accaduto? Che paradossalmente, ma nemmeno troppo, l'anno il primo, purtroppo, ahimè, temo che non sia ancora finita, il primo anno della grande crisi sanitaria è coinciso con una situazione di sostanziale tranquillità per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche. Questo non lo dico io, lo dice il commissario straordinario appunto al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche finanziate nell'ambito della legge Bray, che è un avvocato che si chiama Gianluca Sole, che produce 2 report, 2 relazioni semestrali ogni anno, visionando con grande accuratezza i conti delle fondazioni semestre per semestre. Ora, i bilanci che noi abbiamo delle fondazioni sono l'ultimo che è stato approvato consuntivo, è quello del 2019, approvato un po' in ritardo per effetto della pandemia nel 2020, ma naturalmente questo bilancio non contiene i dati che hanno impattato, come ha impattato la crisi sulle fondazioni. Però la più recente relazione del commissario straordinario, che è stata pubblicata proprio 2 giorni fa sul sito del MIBACT, si trova sotto l'indirizzo spettacoli dal vivo, eccetera, eccetera, MIBACT, cercando delle relazioni del commissario straordinario. Passo a mostrare, se ci riesco, una tabellina molto, in questo senso molto, infatti non ci riesco, vediamo, eccola qua. La tabella in alto fa il confronto fra il primo semestre del 2020 e il primo semestre dell'anno scorso, 2019, per quanto riguarda i ricavi da biglietteria e i contributi totali. Partendo dai contributi totali, voi vedete che sono sostanzialmente immutati o con piccoli scostamenti in più o in meno, che discendono dalle normative legate alla metodica con cui vengono attribuiti i finanziamenti. Le prime 2 colonne a sinistra sono il dato del crollo dei ricavi, ma naturalmente i ricavi sono fatti da voci complesse e comunque vediamo per esempio l'Arena di Verona è passata dai 13.200.000 del primo semestre 2019 a 8.760.000. Quindi è stato un notevole colpo. Del resto, le alzate di sipario nel primo semestre, il lockdown, lo ricordo, è cominciato il 23 febbraio, si sono drasticamente ridotte, mi pare che si è passati da 58, quindi si parla di teatro filarmonico e solo in parte di Arena, perché l'Arena, come tutti sanno, comincia i suoi spettacoli verso la metà o il 20 di giugno. Quindi da 58 a 14 di quelle che sono in gergo chiamate le alzate di sipario. Impressiona il crollo dei ricavi da biglietteria, restando sempre a Verona. Resto a Verona perché per esempio su Venezia questi dati non li abbiamo, per il semplice fatto che Venezia, la Fenice, è una delle 2, dicasi 2 fondazioni lirico-sinfoniche che non sono controllate nell'ambito del risanamento da parte del commissario straordinario, perché sono state considerate sane da parecchio tempo a questa parte. Hanno chiuso il bilancio del 2019 con giusto orgoglio, dicendo che era inattivo sia pure di poco per il 9° anno consecutivo. L'altra fondazione che non rientra nell'ambito delle controllate per risanamento è il Teatro Lirico di Cagliari. La terza sarebbe il Regio di Torino, ma gli appassionati sanno che il Regio di Torino in questo momento si trova commissariato perché c'è stata una crisi
istituzionale con qualche addentellato anche, per così dire, giudiziario. C'è un'inchiesta che riguarda i rapporti fra la sovrintendenza e alcune agenzie, insomma una situazione molto complessa a cui si è aggiunto uno sbilancio cospicuo che ha spinto la sindaca di Torino Appendino a richiedere il commissariamento. Quindi di fatto Torino è appena all'inizio di una strada di risanamento che invece le 9 fondazioni che voi vedete elencate qua, Bari, Bologna, Maggio Musicale di Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Trieste e ultima non in ordine di importanza e neanche alfabetico, ma ultima in ordine di entrata, come si dice nel mondo dello spettacolo, l'Arena di Verona, che ha ottenuto 10 milioni dallo Stato a un interesse dello 0,50% da restituire in 30 anni. Scusa Cesare, 48. Scusa Cesare, per la delizia dei nostri ascoltatori, questo crollo del 97, ci fermiamo un attimo sul fatto che Verona... ricavi da biglietti. Da biglietti al 30 giugno, quindi come hai fatto notare tu giustamente, diciamo non includendo tutta la stagione estiva, porta il crollo della biglietteria al livello più alto di tutto il panorama al meno 97%. Ecco, il paradosso però, Sergio, è questo, che anche se sommiamo il crollo degli incassi da biglietteria con il crollo comunque dei ricavi, noi abbiamo una situazione che è bilanciata dalla tabella che vedete sotto, che riguarda i costi. Allora, torniamo all'Arena di Verona. Voi vedete che i costi totali del primo semestre 2020 sono stati 7.200.000 euro, a fronte dell'oltre il doppio del 2019, praticamente 15 milioni. Se andate alle ultime 2 colonne a destra, vedete che gran parte di questi costi riguardano il personale. Il calo dei costi del personale, che si è ridotto da 10 milioni e passa a 4 milioni e 378, è dovuto da un lato alla gestione del personale, che è stata coordinata fra tutte le fondazioni. Innanzitutto tutti i dipendenti hanno, diciamo così, fatto le ferie arretrate, eccetera. E poi naturalmente esiste anche nel mondo dell'opera lirica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, una forma di cassa integrazione finanziata dallo Stato che è detta in gergo fondo integrativo salariale, che quindi ha permesso di sospendere, come avrebbero detto fuori dall'Italia, come direbbero negli Stati Uniti, il personale, in realtà retribuendolo sia pure in misura notevolmente ridotta rispetto alla retribuzione piena. Certo, però il confronto fra i due... Dal nostro vile punto di vista conta la voce produzione della cultura. La voce produzione della cultura, per quanto riguarda l'Arena di Verona, sta nei costi di produzione. Certo, naturalmente per effetto della pandemia la produzione si è praticamente azzerata. Naturalmente bisogna anche considerare che le cose sono diverse fra il lockdown di primavera e la situazione attuale, e sono diverse in maniera cruciale, che pone l'elemento più critico rispetto alla possibilità per le fondazioni di affrontare il 2021 in maniera, diciamo così, equilibrata, senza andare incontro a rovesci economici che nel 2020 sono stati evitati. Il dato che vedete qua sotto dimostra quello che è anche riportato nella relazione al bilancio 2019 della Fondazione Arena, dove, devo dire in maniera meritoria, si fanno alcune previsioni per il 2020 anche alla luce degli effetti del primo lockdown. In realtà, nel primo semestre del 2020, come leggete nella tabella 2.7, Fondazione Arena ha più o meno un dato positivo di circa 1 milione di euro. E il sovrintendente Cecilia Gasdia
si è dichiarata fiduciosa di conservare questo dato positivo anche alla fine del 2020. Il problema qual è? Che mentre durante i primi 6 mesi dell'anno produzioni non ce ne sono state, e mentre durante i secondi 6 mesi dell'anno le produzioni, nonostante i teatri siano passati dall'essere totalmente sbarrati a tutti, cioè a chi ci lavora e a chi ci va per vedere gli spettacoli, sono passati ad essere totalmente sbarrati ancora, tranne la piccola pausa estiva, per il pubblico, ma invece luogo di lavoro e di attività per chi lavora dentro i teatri. Questo vuol dire che produzioni possono esserci. Allora la sfida qual è? Quella di affrontare il 2021, nel 2020, ripeto, secondo le previsioni che sono state comunicate nel bilancio 2019 dalla Fondazione Arena, ancora al secondo semestre del 2020, che pure ha visto alcune produzioni, il ciclo di concerti in arena, che si sono svolti in arena, sono stati più di una decina di concerti, e successivamente l'inizio delle attività musicali in streaming, che come voi sapete comportano, diciamo così, la produzione di concerti dal vivo usufruibili da parte del pubblico con i mezzi telematici, adesso anche a Verona, in alcuni casi grazie alla collaborazione con Telearena in sede televisiva. E poi ci sarà un'opera in forma di concerto, almeno questo è il secondo programma, che dovrebbe essere a metà dicembre, quindi fra una ventina di giorni, Un ballo in maschera. Doveva essere una produzione scenica, è diventata una produzione in forma di concerto. È chiaro, Sergio, che una produzione in forma di concerto, che è la negazione dal mio punto di vista, ma qui entriamo in un altro discorso, è la negazione del teatro musicale in quanto tale, evidentemente. L'opera è teatro, prima di tutto, è teatro nel senso globale del termine. Se la si fa fuori dalla logica teatrale diventa un'altra cosa. Ma evidentemente questo ci porta al problema dei problemi, che è poi quello che agitano l'associazione, tutte le fondazioni che sono riunite, le 12 fondazioni, diciamo, che sono riunite in un'associazione che si chiama ANFOLS, che è andata con il suo presidente, che è il sovrintendente di Palermo, Giambrone, e con il suo vice, che è il sovrintendente di Bologna, Macciardi, è andata a parlare in Commissione Cultura al Senato. È un peccato che non ci possa essere il senatore Nencini per raccontarcelo dal suo punto di vista. Le fondazioni hanno un grave motivo di preoccupazione proprio per quello che ho provato a illustrare, cioè se la situazione è destinata a evolvere verso un contesto nel quale si andrà verso un progressivo allargamento sia delle attività, diciamo così, di produzione da remoto, se così posso esprimermi, concerti in streaming o anche l'opera in streaming, sia soprattutto con un progressivo ritorno del pubblico nelle sale, resta il fatto che è difficile ipotizzare, per una serie di motivi che riguardano una serie di variabili, non ultima delle quali secondo me è l'aspetto psicologico della questione e l'aspetto pratico collegato alla crisi economica generale, al calo del turismo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè le fondazioni sinfoniche italiane prevedono che gli incassi da biglietti nel prossimo anno saranno di circa 60 milioni di euro inferiori agli incassi del 2019. Io ho visto di recente una stima della Metropolitan Opera di New York, che come forse gli appassionati sanno, ha chiuso i baracca e burattini, come suol dirsi, e riaprirà i battenti soltanto in settembre del 2021. Per un'istituzione che per questa chiusura andrà a perdere 150 milioni di dollari, e stiamo parlando di un contesto nel quale
le sovvenzioni statali non esistono proprio, e per la quale i ricavi da biglietteria degli ultimi anni erano vicini ai 90 milioni di dollari, prevede che la prima stagione dopo la chiusura, quindi a partire dal settembre 2021, gli incassi da biglietteria saranno inferiori ai 50 milioni di dollari. Dopo naturalmente ci sono biglietti di vario valore, però è come dire sostanzialmente che il pubblico sarà ridotto della metà, nonostante in America, a New York, non ipotizzano che ci siano particolari contingentamenti di pubblico. Noi li abbiamo avuti e anche questi influiranno. La vera grande incognita, di fronte alla quale il commissario straordinario che si preoccupa della sanità gestionale delle nostre fondazioni è particolarmente preoccupata, è nel momento in cui si va alla riapertura. A quel punto, quanta gente sarà disposta a tornare a teatro e quanta gente potrà tornare a teatro, perché per esempio noi abbiamo vissuto l'esperienza di spettacoli ai quali potevano partecipare al massimo 200 spettatori. Chiudo qui, dopo magari si può aggiungere qualcos'altro. Dopo aggiungiamo un paio di domande per voi. Ecco, l'unica specifica che vorrei fare è la seguente, e l'Avvocato Sole lo nota, e anzi invita le fondazioni che non sono dotate di questo asset a provare a pensarci. Un'ancora di salvezza può essere lo spettacolo all'aperto. E essendo a Verona abbiamo detto tutto sostanzialmente. Certo. Va bene, grazie molto Cesare. Se puoi cortesemente togliere le tue bellissime tabelle, così sì, eccomi qua. Vediamo il volto di Francesca. Francesca, ho una cattiveria per Francesca alla quale vorrei che rispondesse proprio per andare a toccare i problemi concreti. Allora, negli ultimi anni, questa è un'affermazione che faccio io, quindi non necessariamente tu devi condividerla, è stato prevalente in campo artistico, museale, il modello delle mostre spettacolo, cioè di mostre d'arte, dette in sintesi, in cui insomma, si trattava più che altro di richiamare la gente a vedere dei quadri, ma dove il contenuto culturale di queste rassegne era abbastanza debole. E quindi insomma anche queste sono state destinate ad esaurirsi o sono destinate ad esaurirsi in poco tempo senza portare una vera crescita culturale come ci si auspicherebbe. Ecco, come si può fare per cercare di rendere appetibili tipologie di rassegne diverse ma appunto sostanziate da un forte contenuto culturale? Allora, dalla mia risposta naturalmente è dal punto di vista di chi è responsabile di collezioni civiche, e la funzione dei musei civici è quella di produrre mostre sulle proprie collezioni, cioè diciamo da una chiave di lettura che comporti una fruizione di quello che è la collezione cittadina. Quindi quando parliamo di mostre di artisti internazionali, di altre che non hanno diciamo contenuti correlati, connessi alla città, si tratta di produzioni comunque che possono avere il loro senso, il loro significato. Sono due cose distinte. L'importante è la qualità della produzione, cioè il progetto preparato con rigore scientifico, con il coinvolgimento di esperti e con un lavoro rigoroso, qualsiasi esso sia, ovviamente può sbarcare. Ma qui il tema delle mostre è più critico che mai, perché in questo momento le grandi mostre al momento sono compromesse, cioè sono distanti da quello che noi possiamo
rivedere per un orizzonte, insomma, prossimo. E poi bisogna lavorare molto sulle sinergie e sulle collaborazioni, quindi dovrebbero essere dei progetti condivisi tra istituzioni museali che si mettano insieme, anche più musei che possano condividere un progetto che possa poi itinerare sia in Italia che all'estero, quindi condividendo anche i costi di gestione, di realizzazione, e con dietro ovviamente uno di quei produttori che sono produttori specializzati nelle mostre, che possano collaborare, c'è la parte del privato che collabora per la loro realizzazione. Ma il bilancio finora delle mostre, cioè la sostenibilità di una mostra, è sempre legata al numero dei visitatori per reggersi, perché è difficile, se guardiamo le ultime mostre, anche in una città come Milano, che di queste produzioni è proprio un tipico esempio, non sempre va in pareggio. Anche la più grande mostra, adesso ricordo quella su Leonardo da Vinci nel 2015, coincideva proprio con Expo, e c'era stimato un numero di 500.000 visitatori perché si andasse in pareggio, e ne sono arrivati 250.000. Per cui diciamo che non c'è stato un equilibrio tra costi e ricavi, però c'è stato un fortissimo indotto, cioè diciamo che questi progetti comunque hanno, hanno varie chiavi di lettura. Diciamo che per noi è importantissimo, in una città come Verona, che ha di per sé una forte identità e ricchissimi patrimoni, che le proposte di mostre possano essere portate e contribuire a fare uscire l'identità e tutta la ricchezza che Verona rappresenta, che Verona porta. Però si tratta essenzialmente di discorso di qualità, quando un progetto anche che viene da fuori può essere un ottimo progetto. Meglio se, anzi doveroso direi, che sia condiviso dalla città, perché qua si parla di una nuova forma di sinergie, innanzitutto di una rete autentica, non un prodotto avulso che arriva e solamente per una questione diciamo estranea a un coinvolgimento con la città. Per cui dobbiamo lavorare assolutamente nella condivisione dei contenuti. Non ti sento più. Una delle domande insolenti che abbiamo ricevuto riguarda la trasparenza nella gestione dei fondi, soprattutto per la cultura. A proposito di questa trasparenza che probabilmente andrebbe applicata a qualsiasi diciamo, investimento culturale, vorrei far notare, ma senza spirito di polemica, che se le risorse pubbliche sono utilizzate per diciamo attività culturali, mostre che non hanno un forte contenuto culturale, in sostanza sono sottratte a quella che invece dovrebbe essere la finalità principale della pubblica, del denaro pubblico, cioè quello di promuovere attività che si traducano in un miglioramento delle condizioni della collettività. Quindi non è del tutto neutro il fatto che le amministrazioni spesso abbiano scelto la strada esclusiva di mostre che insomma in qualche maniera facciano cassa, ma che non contribuiscano a diffondere un progetto culturale. Quelle mostre... Ecco, è tornato Stefano e quindi siamo doppiamente felici. Diciamo che ci sono delle mostre che si autofinanziano. Tendenzialmente l'amministrazione, quelle mostre diciamo proposte dall'esterno che non hanno connessioni o non vedono un coinvolgimento dei musei o delle collezioni cittadine, sono mostre basate su progetti
autofinanziati, quindi non c'è un impiego di risorse. Diciamo che ci può essere l'ospitalità della sede, ma c'è un accordo di questo tipo, quindi non c'è un esborso del comune. Tendenzialmente sono progetti che devono avere le loro gambe. Ecco, è chiaro, io penso adesso che sia una domanda che è fuori tempo massimo, se mi permettete di dirlo, perché quel modello di mostra, lo vedete anche, è sempre meno praticato, cioè ci sono ancora alcune appendici, ma non è più un modello innovativo. Il modello innovativo è aprire tutti i depositi, che diventerà una cosa straordinaria, dove ciascuno entra con le proprie curiosità e con interessi trasversali, diversissimi, che non hanno niente a che fare con l'arte, entra ed è in una specie di arca di Noè, di tesori di scoperte, quindi diventerà molto più suggestivo di una mostra di quel tipo che mi ha descritto, di cui stavi parlando, Sergio. Adesso quelle mostre faticano anche loro ad aver gambe, non trovano più quei finanziamenti. Andavano molto bene in un certo periodo, ma si parla ormai di più di 10 anni fa, quando ancora andavano, perché c'era un forte investimento sulla comunicazione. Costavano moltissimo e adesso fanno fatica anche quelle produzioni, quindi non quello, però diciamo già è faraonico rispetto a quello che sono i mezzi attuali, ma che ha fatto Genus Boroni con la mostra sul politico Grifoni, perché ha ricomposto uno straordinario politico prelevando questi scomparti da 9 musei in tutto il mondo. Questo è un progetto molto ambizioso, ma è un progetto di mostra dossier su un'opera sola che ti racconta un mondo, ed è una mostra innovativa perché inserisce anche le nuove tecnologie ed esperienze di fruizione estremamente suggestive che non avevamo mai visto. Allora adesso, se mi parlate ancora delle mostre che si facevano negli anni 90, siamo completamente fuori tempo, dico, non è più quello, potrebbe essere un'idea nostalgica, forse qualche volta si potrà ancora vedere, ma il futuro non è qui, ve lo dico proprio vedendo non solo l'osservatorio e il nostro indirizzo, ma è l'indirizzo dei musei del pianeta, nessuno più, anzi si punta soprattutto sull'identità della città che ospita l'evento. Guardate, a Gand, mi veniva prima si parlava di Bruges, no? Di Bruges, e sono andata per portare un'opera, la Madonna del Roseto, che è andata alla mostra di Gand, meravigliosa, di Van Eyck, che poi è stata chiusa prima purtroppo, e andando a Gand mezza giornata ho preso il treno, sono andata a Bruges, e davanti al museo di Bruges c'era un grande manifesto con uno dei Van Eyck della collezione che diceva: sono in viaggio a Gand, cioè nella città vicina, e vado alla mostra. Ma sono, diciamo, le opere e i musei hanno un fortissimo significato identitario, e quindi sempre più vedremo delle mostre che raccontano la storia della città, e noi metteremo fuori il nostro manifesto dove diciamo: il nostro bambino col pupazzo di Caroto è andato in viaggio perché questo è il valore che le identifica anche le nostre collezioni e i nostri musei. E per vedere una mostra di una Kandinsky a Verona è diventato ormai poco interessante, perché ce la guardiamo anche su internet, ma vedere che cosa hanno fatto i romani a Verona ci apre l'immaginazione in maniera straordinaria. Bene, Francesca, ti ringrazio e me lo sono appuntato e spero seriamente che il futuro sia quello che tu ci descrivi, perché insomma Gauguin, Van Gogh e impressionisti vari a Verona credo ne abbiamo visti a sufficienza, e quindi spero di non vederne più. Volevo chiedere a Cesare Galla, visto che ha concluso diciamo con un discorso sulle prospettive, di approfondire un po', cioè, quindi dato per scontato che il settore della lirica
come sempre deve rinnovarsi, ma in particolar modo in seguito a questa pandemia dovrà accelerare ulteriormente i processi di rinnovamento per poter restare insomma sulla piazza. Ecco, secondo te quali sono, a parte il fatto di azzerare completamente i costi, che non mi pare una soluzione, cessare qualsiasi produzione non credo sia la soluzione per il futuro della lirica, ma a parte questo, quali sono le strade secondo te da seguire per garantire da un lato la tradizione culturale della lirica italiana e nello stesso tempo ovviamente quel rispetto per i conti che è indispensabile? Ma devo dire che questa relazione pubblicata pochi giorni fa del commissario straordinario è in particolare delle fondazioni in crisi, diciamo così, o sulla via del risanamento. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, al di là dei conti dell'anno e al di là delle situazioni contingenti dettate appunto da meccanismi di mancata produzione, di mancato costo per il personale, eccetera, eccetera. Però va segnalato, è giusto segnalarlo, che all'ultimo report fornito appunto dal commissario straordinario, il debito per esempio di Fondazione Arena è in calo del 30% ed è arrivato a 26 milioni di euro, quindi evidentemente c'è una situazione che si può considerare di positivo sviluppo. Il punto è appunto vedere adesso che cosa può succedere. Io sono convinto che in realtà questa crisi, come in molti ambiti del resto, offra un'occasione veramente importante. E l'occasione è quella di ripensare i meccanismi della produzione e della proposta culturale dei teatri operistici. Un discorso che deve andare su binari numerosi, ma io non trascurerei quello che viene invece spesso considerato quasi una sorta di succedaneo per i tempi difficili, e cioè l'implementazione tecnologica. Io credo che la tecnologia possa offrire degli strumenti per pensare comunque la produzione e la realizzazione degli spettacoli che disegnano un orizzonte nuovo. Teniamo presente che tutti i dati indicano, per esempio, che chi assiste allo streaming degli spettacoli è molto più numeroso mediamente di chi assisterebbe personalmente andando a teatro. Voglio dire, si raggiunge un pubblico molto più vasto. E queste sono occasioni da capitalizzare, secondo me, assolutamente in maniera utile per creare quel ritorno che poi spinge la gente anche ad andare a teatro, ad andare all'Arena l'estate, a vedere l'opera nel contesto tradizionale, perché fra le altre cose si può pensare che in questa lunga, difficile, complicata fase di possibile riavvio dello spettacolo dal vivo, ancora per tutto il prossimo anno quantomeno la tecnologia possa essere veramente la stampella fondamentale. Naturalmente però bisogna fare tecnologia in maniera seria. Ecco, e a questo proposito, scusa Cesare, così dico io, mi prendo la parte di quello che dice, la tecnologia implica investimenti. Investimenti implica appunto stanziamenti cospicui, perché appunto non possiamo avere un incremento tecnologico certamente appoggiandoci su tecnologie superate, su tecnologie diciamo vecchie già viste, quindi certo. certamente questa è la strada. Probabilmente Anche creatività, sai Sergio, perché io ultimamente per forza di cose nel mio lavoro mi sto scoprendo teatri
che mai nella mia vita avrei visto, credo, come il Teatro dell'Opera di Malmö in Svezia, per esempio, che a mio avviso ha fatto lo streaming di un'opera portata in scena. Fra l'altro quell'opera era rappresentata per 50 spettatori che assistevano dal vivo. Ma c'era un tale uso della tecnologia in maniera creativa, secondo me con con investimenti che non hanno superato, non hanno travalicato i normali investimenti, ma hanno avuto un risultato straordinario. Ti basti dire che era un Falstaff nel quale a un certo punto le allegre comari parlavano fra di loro come se fossimo noi adesso su Zoom, proprio su Zoom. Erano tutte presenti in scena, sì, ma separate, e dialogavano su Zoom. Conosciamo le modalità di gestione della spesa pubblica della Svezia e il rapporto tra spese per la cultura in quei paesi e il PIL. Ma per esempio, secondo me, da un punto di vista di cultura generale, bisognerebbe cominciare a far passare il concetto che questi spettacoli sarebbe giusto pagarli. In Svezia si pagavano 10 euro per vedere quello spettacolo. Ma insomma lo sanno tutti ormai, i Berliner Philharmoniker, che non sono proprio l'ultima orchestra del mondo, da tempo dispongono di una televisione specifica per la diffusione delle loro prestigiose esecuzioni, e che è a pagamento, insomma, e che ha un... Però Sergio, lasciami dire una cosa un po' puntuta, visto che poi alla fine faccio il giornalista, quindi queste cose mi vengono. Al di là dei problemi relativi agli investimenti sulle tecnologie che vanno, diciamo, commisurati al problema generale dell'investimento su queste cose, ma se poi si fa finta, non si fa un piacere a nessuno. E quando dico si fa finta, mi riferisco all'evento culturale dell'anno da sempre nell'ambito teatrale e musicale, che è il 7 dicembre alla Scala di Milano. Per come è stato annunciato il 7 dicembre in streaming, è una presa in giro. Uno spettacolo largamente preregistrato, che quindi fa perdere tutto l'appeal dell'evento che avviene, se non altro, nella diretta fra me che guardo e tu che stai cantando, suonando, facendo uno spettacolo. Il rischio che è una vera e propria serata televisiva, anche se tutti si affannano a dire che non sarà una serata televisiva. Però allora così sì, in questa maniera non si va da nessuna parte. Se questo è il modello di streaming, di tecnologia, non si va, secondo me, da nessuna parte. Adesso io avrei qua un po' di domande, qualcuna gliela girerei al professor Baia Curioni, che lo vedo lì che è tornato, e quindi per esempio ecco, Asia Zaltron chiede: è utopico sperare in una super regia o tavolo condiviso che riesca a collegare i vari settori di eccellenza del territorio e che unisca tra loro le varie necessità e propensioni, istituzioni culturali, aziende turistiche, trasporti, recettività, per condividere contenuti obiettivi magari nell'ambito universitario fieristico? Cioè, qui è sempre il solito discorso che in Italia il coordinamento è sempre molto difficile, o no? A me sembra che, diciamo, io posso qui si va sull'esperienza di campo. Diciamo, a Mantova la collaborazione tra Palazzo Te e Palazzo Ducale è sempre stato abbastanza difficile, un miraggio. Adesso siamo riusciti a fare un biglietto unico, stiamo collaborando moltissimo e andremo avanti a collaborare. Tra l'altro facendo una pianificazione almeno, diciamo, già di 5 anni della nostra attività. Bergamo e Brescia sono state nominate capitali della cultura insieme nel 23 e quindi si apre una stagione di fortissima collaborazione. Già prima della pandemia l'idea che veniva fuori in modo evidente era di creare, diciamo, delle politiche di comprensorio, in cui per esempio nel caso di Mantova il rapporto con Verona era un rapporto fondamentale.
che in qualche modo si era già un po' attivato con una mostra su Carlo Zinelli, che è stata sostenuta anche dalla Fondazione Cassa dei Risparmi. Quindi la direzione è indubbiamente questa, cioè, tra l'altro è una direzione che è coerente con le cose che si dicevano prima, cioè noi dobbiamo ripensare le città, cioè bisogna uscire da questo dualismo città-campagna, centro-periferia, è necessario pensare e ripensare all'abitare, diciamo così, in una prospettiva di maggiore integrazione tra diciamo, la vita e le sollecitazioni possibili nella città e quelle che si manifestano nella campagna o comunque nelle periferie. Dobbiamo immaginare una città larga, una città condivisa. Ecco, questo penso che sia, quindi la risposta è senz'altro si deve andare nella direzione di un coordinamento. È proprio ovvio e necessario, anche per avere massa critica, insomma. Ecco, un'altra domanda che ti farei, che io amplierei, cioè le brutte abitudini, o per così dire, per alcuni evidentemente le buone abitudini, cioè il fatto che un certo territorio incominci a caratterizzarsi per determinate attività, determinate manifestazioni, quindi a perseguire certi modelli, certe, non so, l'organizzazione di certe fiere, di certi concerti, dell'enogastronomia. Alla fine, come si dice, la funzione crea l'arto e quindi finiscono per modificare il territorio, o no? No, sicuramente sì. Ripeto, l'impressione è che molto spesso queste politiche siano prese una per volta, no? E quindi producono dei risultati difficilmente prevedibili, no? Perché sono fatte un po' a canna d'organo, ognuno fa il suo, no? Invece penso che la prospettiva che si va evidenziando sia quella di una collaborazione tra le fiere e gli enti culturali, perché è evidente che le fiere sono degli attrattori importanti, questa cosa deve lavorare con il sistema della cultura, anche se la fiera non è necessariamente una fiera d'arte, non è che le istituzioni culturali di Verona devono solo collaborare con Art Verona, cioè la realtà della fiera è una realtà che ha una potenzialità, come dire, diffusiva molto forte, no? Cioè anche noi da Mantova ci appoggiamo a volte alla Fiera di Verona per poter comunicare delle cose. Così come di fatto, cioè diciamo così, anche solo pensando banalmente, no? Quando noi ci siamo messi a riflettere l'influenza dell'architettura di Giulio Romano da Palazzo Te in là, e siamo arrivati alla Villa della Torre in Valpolicella, no? Cioè, la storia include e produce delle connessioni che vanno seguite. Quindi sì, diciamo, secondo me la cosa interessante e divertente, sfidante, è proprio quella di riuscire a danzare in un modo diverso, cioè con più libertà, con più coraggio, con più amore per la cultura, con più amore per l'arte, con più fede nel fatto che queste iniziative producono, se sono condotte, diciamo, in modo attento e equilibrato e sostenibile, sono molto feconde. Provo a dire la cattiveria finale. Personalmente, come veronese, non sono particolarmente felice che l'immagine nel mondo e il monumento maggiormente attrattivo a Verona sia il balcone di Giulietta. Il balcone di Giulietta, che come tutti sanno è un falso storico. E quindi io immodestamente o nella mia ignoranza preferirei che l'ente pubblico diciamo cercasse di veicolare un'immagine della città diciamo su basi culturali che hanno maggiore profondità, spessore, fondamento, ecco.
che non su questa... Sì, questo io sono d'accordo ovviamente, come puoi immaginare, però sai, è anche vero che quando tu devi fare una comunicazione che va sul larghissimo pubblico, e qui poi si tratta di capire se ha senso andare avanti con le politiche di turismo di massa, ma probabilmente credo che comunque sia una via che non può essere del tutto abbandonata, la semplicità dei messaggi paga, no? Per cui hai Shakespeare che ti promuove, hai Shakespeare più Hollywood coalizzati insieme nel promuovere Giulietta e Romeo, e tu metti lì un balcone e porti la gente qua. Poi il problema, una volta che la porti qua, è cosa te ne fai, no? Questo è l'altro aspetto. Se vanno tutti sul listone e si intasano lì e non vanno da nessun'altra parte, questo diventa un problema poi di gestione effettiva dell'assetto urbano. Non so, io adesso lavorando con il Ducale ho immaginato un biglietto unico, la stanza dei giganti e la stanza degli sposi nel Mantegna, più la stanza dello Zodiaco a Palazzo d'Arco, e mi sono inventato il titolo "C'era una stanza", ho telefonato a Gino Paoli, gli ho chiesto il permesso di usare il titolo, mi ha dato anche la possibilità di usare la canzone, e quindi promuoveremo il "C'era una stanza" a Mantova come biglietto unico. È un'operazione anche un po' furbetta, se vuoi, però sì, l'importante è che il promotore non sopravanzi al promosso, ecco, che sì, esatto, non oscuri. Cioè, ecco. dipende cosa te ne fai della gente che porti lì, ecco. Certo. Se posso dire Sì, anch'io sì, su volevo questo, chiedere se avete qualche cosa da dire, siamo in chiusura. Francesca e sì, Cesare. volevo dire che la casa di Giulietta è espressione di un percorso nella città che unisce le testimonianze del Medioevo reale, che sono quelle che vediamo appena ci giriamo dappertutto, con quelle di un Medioevo, di una fortuna, di una città leggendaria, che grazie a Shakespeare è diventata celebre nel mondo. Ma non è falsa la casa di Giulietta o il balcone, e fa parte di una profonda identità storica di Verona, ha una capacità di racconto, la casa di Giulietta. Il problema è scegliere la narrazione giusta, perché ed è quello che noi intendiamo fare, cioè rivalutare la lettura e il racconto che la casa ti può dare, che non è semplicemente un click, ma può essere per tante persone questo, ma racconta la storia di una Verona antichissima, e questo noi dobbiamo fare. Tra l'altro la casa è collegata attraverso la rete del sistema museale alla tomba, alla GAM, perché lì ci sono altre testimonianze di questa fortuna del Medioevo che dall'Ottocento ha una fase di esplosione e non si è più fermata. Ma la casa è un luogo cruciale per la città. Bisogna che anzitutto riuscire a farla capire ai cittadini, e da quello che tu dici capisco che c'è della strada, e in questo senso noi vogliamo lavorare per portare un racconto che la spieghi. Quindi ci sarà sicuramente il suo biglietto di successo che racconta l'amore assoluto, e quindi è senza confini, però ha una storia e ha un valore di patrimonio immateriale importantissimo. Dopodiché è una finestra anche sul resto, è un balcone per cui io vengo lì, ma io poi andrò via da Verona dopo aver visto l'Arena Castelvecchio, cioè da lì devo far accedere anche le persone più disinteressate, devo fargli aprire gli occhi su Verona e sul resto della città. Certo. Per cui non va banalizzata la casa di Giulietta, è un'occasione unica per un rinnovamento. Anche Gardaland può allora però sì, ma portare... no, perché c'è una storia diciamo di che secoli. filologicamente non è ineccepibile. C'è una storia straordinaria in questo luogo, che è divertente peraltro, come diceva prima anche Stefano. Bene. E dobbiamo poterla raccontare nella maniera più sincera, più autentica e più interessante, anche sperando di farla un po' capire un po' meglio per quello che è il suo valore e che può dare la città. Grazie Francesca, come sai la tua opinione è particolarmente autorevole, quindi graditissima. Quindi io, se non c'è altro, chiuderei qui questa serata sapendo che
in realtà avremmo potuto andare avanti molto perché, come credo si sia visto, la cultura apre continuamente piste nuove e argomenti importanti. Per cui io vi ringrazio veramente tanto, speriamo che ci sia di nuovo la possibilità di approfondire questi temi. Grazie a Stefano Baia Curioni, grazie a Francesca Rossi e grazie a Cesare Galla, e soprattutto speriamo che la cultura abbia un futuro migliore del passato. Ecco, questo me lo sento di dire e di augurarmelo assolutamente. Grazie a tutti. Grazie infinite di questa bellissima occasione per vederci e per stare insieme e scambiare le nostre cose, importantissimo, senza la mascherina quantomeno. Esatto. Grazie, arrivederci. Arrivederci.